Inauguro oggi con questo video una rubrica che tratta un tema a me veramente molto caro, un tema che ho iniziato a studiare diversi anni fa e che è realmente il mondo all'avanguardia che si muove parallelamente alla normale economia che descrivo in tutti gli altri miei video. Si tratta di creare proprio un nuovo paradigma che vada a sostituire le criticità risolvendo dei problemi. I sistemi economici esistono dalla notte dei tempi, li vedremo in maniera molto veloce e probabilmente in futuro farò un video monotematico a riguardo, fatemi sapere nei commenti se vi interessa. Inizialmente c'era il baratto, uno scambio di beni tra privati, che presenta però una criticità fondamentale. Semplicemente se io voglio scambiare le mie uova per i tuoi grissini senza glutine, c'è bisogno necessariamente che tu sia interessato alle mie uova, perché altrimenti lo scambio non avviene e io non mi posso gustare i miei deliziosi grissini senza glutine. Arriva quindi in nostro aiuto il concetto di scarsità, che ho già spiegato in diversi altri miei video. Semplicemente nel momento in cui in natura un elemento è scarso, quindi ce n'è poco, viene percepito come prezioso da tante persone. E a questo punto possiamo risolvere il problema uova grissini. Ora, non ho più bisogno di scambiare le mie uova con i grissini, possiamo entrambi scambiare queste due cose per un qualcosa di comune, un'unità di misura. Non a caso si è deciso, metalli preziosi ad esempio, di fare le monete in oro, argento o comunque questi metalli che sono scarsamente presenti in natura. E ci tengo a precisare che il concetto di prezioso è molto relativo, perché ad esempio ricordatevi sempre che noi europei abbiamo scambiato degli specchietti in cambio dell'oro in Sud America ai tempi di Colombo. Capite perfettamente però che fare scambi con l'oro è conveniente fino a un certo punto. Infatti se devo scambiare dell'oro per un qualcosa di molto prezioso che si trova molto lontano, devo trasportarlo quell'oro e c'è tutta una serie di problematiche che portano l'oro a non essere particolarmente comodo come unità di misura. Ci viene quindi in soccorso la banconota. Con la banconota io ho un foglio di carta che mi rappresenta il valore dell'oro che ho dato ad esempio da custodire ad una banca. La banca, e questo sarà fondamentale per tutti i nostri ragionamenti futuri, è utile finché ti offre un servizio, e nel nostro caso il servizio è il deposito dell'oro e la garanzia che quel pezzo di carta valga quanto quel deposito d'oro, perché in qualsiasi momento io posso andare in banca e tramite il mio pezzo di carta ritirare l'oro. Finalmente quindi abbiamo dei pezzi di carta che sono uno strumento molto comodo che ha un reale valore corrispettivo in oro. Poi la convertibilità in oro si è persa nel tempo e questo sarà probabilmente tema di un altro video, ma la banca è rimasta nel nostro sistema ed è fondamentale proprio l'esistenza della banca per la tenuta stessa del nostro sistema economico. E questo perché la banca offre dei servizi con efficienza molto maggiore rispetto a quella che i singoli potrebbero raggiungere. Ricordatevi però che a noi non serve la banca, a noi servono i servizi che la banca offre. Tutto ciò è successo nell'arco di tantissimo tempo e l'ultima vera innovazione in questo ambito sono state le carte di credito, carte di debito e carte prepagate. Se non sapete la differenza tra queste tre, vi invito a vedere il video che trovate qui in alto a destra, è importante sapere la differenza. Veniamo quindi alla prima criptovaluta in assoluto, il Bitcoin, e chiediamoci che cos'è esattamente il Bitcoin rispetto al discorso che abbiamo fatto prima. Il Bitcoin non è nient'altro che una cosa come l'oro. In gergo tecnico si dice che è un asset. E se volete scoprire per quale motivo è un asset come l'oro e non è una moneta, vi invito a vedere il video che ho fatto qui in alto a destra tanto tempo fa. A questo punto facciamo un piccolo passetto in avanti. Vi ricordate che a inizio video vi ho detto che il baratto presenta alcune problematiche che sono state risolte da un asset, che è l'oro, che poi ha portato però diversi problemi con sé, che sono stati poi risolti in maniera particolare. Bene, Bitcoin nasce come asset alternativo rispetto ai metalli preziosi ed è un asset completamente digitale, non esiste nella realtà il Bitcoin. Soddisfa anche il principio di scarsità perché, come vedremo in episodi più avanti, ce n'è un numero limitato e soprattutto è decentralizzato. Decentralizzato è ciò che vorrei che passasse con questo video. È esattamente il motivo per cui le criptovalute sono così tanto interessanti, dirompenti e innovative. E che cosa significa questa parola? Significa semplicemente che non ha un centro, non c'è un punto per il quale deve passare per forza. Non c'è un organo che governa queste criptovalute. E soprattutto, fatto salvo per alcuni dettagli tecnici,
nessuno può alterare, modificare o manipolare la blockchain, quindi il protocollo di Bitcoin. Tutte le monete attualmente in circolazione sono controllate. Questo significa che, ad esempio, per l'euro esiste la banca centrale che decide quanta liquidità immettere sul mercato. Le monete, essendo controllate, hanno una grossa vulnerabilità, e cioè sono dipendenti dall'organo che le controlla. Pessime politiche economiche da parte della banca centrale possono letteralmente distruggere una moneta, così come è avvenuto in Zimbabwe, in Venezuela, in Turchia e in tanti altri paesi. Si possono ridurre questi rischi? Sì, possono essere ridotti, ad esempio tenendo la banca centrale indipendente rispetto al sistema politico. Ma noi vogliamo ridurre questi rischi o li vogliamo completamente azzerare? Le criptovalute hanno risolto il problema alla radice, non possiedono proprio questo tipo di problemi, semplicemente perché non sono dipendenti da nessun organo, in particolare nessun organo centrale. E questa, badate bene, non è una condizione che possiedono ora, è una condizione immutabile nel tempo, la possiederanno sempre finché esisteranno. In conclusione, dopo aver capito il concetto di decentralizzato, facciamo un piccolo passetto avanti. Prima abbiamo detto che le banche sono imprescindibili e utilissime per i servizi che portano in questo sistema economico. Il sistema bancario però si basa tutto sulla fiducia. Questo perché nel momento in cui vado a depositare il mio denaro, io ho fiducia che nel momento in cui andrò a ritirarlo, la mia banca avrà ancora il mio denaro e potrà ridarmelo indietro immediatamente. Queste garanzie offerte da enti centrali come le banche non servono più nel momento in cui creiamo un nuovo paradigma che si basa non più sulla fiducia, ma sulla matematica, sulla certezza della matematica. Per questo video direi che abbiamo messo fin troppa carne al fuoco. Nei prossimi episodi saranno chiariti molti concetti che ho introdotto in questo video. In questa serie in generale parleremo di diverse criptovalute, non solo Bitcoin, anche se il prossimo episodio riguarderà la storia del Bitcoin. Prima di concludere questo video ho un paio di annunci da fare. Il primo riguarda lo scorso video, quello sull'analisi finanziaria, che purtroppo ha subito un brutto bug da parte di YouTube e le notifiche non sono arrivate a tutti, probabilmente sono arrivate a pochissime persone, quindi vi esorto, ci mettete veramente un secondo, 2 clic bastano, a guardare se accanto al tasto iscriviti avete attivato la campanellina e guardare soprattutto se avete attivato l'opzione tutte le notifiche. Bastano 2 clic e mi fate un grandissimo favore, grazie mille. La seconda cosa che volevo condividere è che sono ancora in sessione di esami, sto dando diversi esami, alcuni li ho già passati, altri devo ancora dare, fino a fine luglio sarò molto impegnato e quindi questa rubrica sulle criptovalute sarà molto presente nei prossimi video, semplicemente perché ho già dei copioni scritti e mi viene molto più semplice registrare quelli piuttosto che scrivere nuovi copioni, soprattutto perché ho pochissimo tempo e gli esami che mi sono rimasti sono realmente difficili. Detto questo vi saluto, vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del video e perché no vi invito a commentare se gradireste nuovi video di questa serie e se vi sta intrigando.